Da un punto di vista costituzionale non c'è alcuna incompatibilità tra quanto previsto dal quesito referendario di domenica e la decisione di Palazzo Balbi di richiedere il riconoscimento del Veneto come regione a statuto speciale. È l'analisi tecnica di Luca Antonini, costituzionalista, che spiega come la regione Veneto abbia avviato due percorsi nel rispetto della Costituzione, uno alla luce del risultato del referendum è rivolto al governo, l'altro diretto al Parlamento. È pienamente legittimo che la Regione, a fronte del risultato del referendum, decida di avviare la trattativa per l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma della Costituzione, quindi ottenere le competenze in 23 nuove materie e le relative risorse. Indirettamente poi c'è un altro percorso che la Regione, nella propria autonomia, decide di attivare, che è quello previsto dall'articolo 121, secondo comma della Costituzione, che dice che in ogni momento la Regione può, quando lo ritiene, presentare un disegno di legge costituzionale alle Camere. La richiesta di inserire il Veneto tra le regioni a statuto speciale rientra nell'alveo costituzionale, spiega Antonini, che poi chiarisce anche su cosa si sia pronunciata la Corte Costituzionale. La Corte Costituzionale si era espressa dicendo che non si poteva fare il referendum sull'autonomia speciale, ma non aveva detto che una regione non può presentare disegni di legge al Parlamento anche in materia costituzionale, anzi ha detto il contrario.